Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi guarderemo un pochettino la seduzione, ma in senso chiaramente esoterico, per cercare realmente la persona che sia nelle nostre corde, nella nostra vibrazione. Però prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di The Guardian Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche al lunedì sera alle 20:30 nel canale di Telegram, dove l'entrata è gratuita. Il Legale Marietto Veneziano, coadiuvati da Minas, tengono un percorso esoterico gratuito, lo ripeto. E al mercoledì sera vi ricordo che il vostro Marietto è on live nel canale YouTube dalle 20:30 alle 21 per risposte gratuite a col pendolino. Ma ritorniamo alla nostra pillola breve di oggi. Allora, prima di tutto bisogna mettere bene in chiaro che fondamentalmente esistono due tronconi di persone, quelle iperlogiche e quelle iperemozionali, e quindi questi due mondi hanno delle regole ben definite. Quelli iperlogici naturalmente sono persone che sono più istituzionali, più verso quello che fanno tutti, un po' stereotipati, un pochettino classici, vestiti in modo gessato, in modo, come si suol dire, che deve essere una divisa, deve seguire la moda, deve in un certo senso essere uguale a tutto, e tutto ciò che entra attraverso i suoi canali deve in un certo senso rispettare l'omologazione sia mentale che a livello pratico materiale. Invece quell'altro settore, quell'altra parte di persone che sono invece iperemozionali sono un po' più alternativi, un po' più casual, un po' più come si potrebbe dire, non anarchici, ma seguono di più il cuore. E quindi questi due mondi, quando si incontrano, potrebbero fare un pochettino di scintille. E se una persona si innamora di un iperlogico, se è iperemozionale, chiaramente la cosa magari funziona fin quando tengono gli ormoni, ma poi dopo la cosa tende a scemare. Questo lo si vede chiaramente. Questo vale anche per gli iperlogici. Quindi tutti quei trucchi che si trovano sul web per manipolare o in un certo senso entrare nelle grazie di una persona che a livello vibrazionale è opposta a noi, possono funzionare sicuramente, però alla distanza, quando cadono gli ormoni o quando il trucco si consuma, praticamente porta delle vittorie di Pirro. Chiaramente è una Waterloo. E quindi bisogna realmente riuscire a capire non tanto come sedurre una persona, ma come riuscire a capire che siamo noi, e cercare con le vibrazioni della radionica o della magia o con tutti i mezzi che noi abbiamo a disposizione, con le varie tecniche vibrazionali benefiche, chiaramente, di riuscire ad attirare verso di noi non una persona che ci piace, ma la nostra anima gemella. E questo è il punto, è il grande segreto. Quindi qualsiasi tecnica di seduzione, no, porterà dei frutti, ma lasceranno delle grandi cicatrici, perché poi alla fine, se non è la nostra anima gemella, chiaramente sarà un tempo perso. Quindi quelle persone che vanno dai maghi, no? Ai maghi birichini, e il mago birichino gli fa dei lavori che sicuramente funzioneranno anche, ma che gli porta ai suoi piedi una persona che non è l'anima gemella, la cosa sarà sì coercizione mentale, il mago magari sarà anche, l'esoterista sarà anche bravo, però purtroppo alla distanza lasceranno delle cicatrici profonde, e in un'altra vita quello che ritorna giù dovrà rifare da capo la scala. Quindi il vostro Marietto ha messo delle pillole nel suo canale in cui attrarre l'abbondanza, ma per abbondanza si potrebbe anche intendere senza dubbio l'anima gemella. Quindi l'unica tecnica di seduzione valida, che sicuramente porterà i frutti, è quella di chiedere tramite operazioni magiche di, come si dice, di aiuto a cercare l'anima gemella, a questa strada, cioè l'unica strada percorribile
è quella di attivare tutte le possibilità che noi abbiamo magiche, no? Per attirare a noi l'anima gemella che esiste, è sempre esistita e sempre esisterà. Tutte le altre tecniche di seduzione purtroppo sono destinate in un certo senso a dare frutti sicuramente all'inizio se sono ben fatte, ma poi alla distanza purtroppo queste mappe cognitive che le persone hanno dentro, questi castelli che si sono creati nell'infanzia e che si portano anche a livello karmico, distruggeranno tutto questo percorso fatto da questi percorsi di marketing che ci sono oggigiorno sul web, che promettono di sedurre a destra e a sinistra. Cioè, nella pratica funzionano, ma nella distanza poi queste cose qui portano solamente problemi. Quindi il vostro marietto vi consiglia, come prima tecnica di seduzione, andare a cercare nelle pillole marietto qualche bel percorso radionico e attivarlo per fare in modo di attirare a livello energetico la vostra anima gemella. Detto questo, il vostro marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Degarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!